Pronto? Beh, Così faceva parte, te. Se figli via, con l'ambasciamo. Professore? Professor Rinaldi, docente di economia. Professor Rinaldi? Rinaldi, Rinaldi. docente. Rinaldi, avete capito Rinaldi? Scusate, professore. Prego. Dite. Buonasera. Lei sta bene? Non c'è male, professore. Beh, anch'io sto bene. Se passato mi ha fatto il no, un bacione. Vabbè. Ha fatto proprio la voce rubata, ha fatto, hai visto? No, la voce rubata, proprio di figli di regole. Pronto? Buonasera, chi siete? Ma va a fanculo che me. Va a fanculo che me. Pronto? pronto? Calma. Chi siete? Antonio da Secondigliano. Devo dire una cosa. Beppe, Dite. dico, una persona come voi, avete una certa età, sono educato, non dico, ma perché dite le parole? Invece Io- di mettere una corona a mano. Io agitti e parole. Ma perché voi mettete una corona a mano? E perché la posso mettere la corona a mano non viene a cambio con dei palli? Esce fuori. Pronto? Buonasera, la questura di Napoli. La questura? Di Napoli. Arresto cazzo, sì. Fuori. Pronto? Stolentino, buonasera. Chi siete voi? Non vi regura. Uscite fuori. Allora, giovane vita ricca, dite. Vabbè, volevo fare i saluti. Allora dite, forza. Volevo fare i saluti a mia sorella, all'amico mio Marco che è rimasto paralizzato e con la coppa motocicletta e con la zoccoli mette. Chi c'era di Potete bisogno? rispondere, zio Beppe. No. Potete rispondere, zio Beppe. C'è la candela scassata la mamma. Ma, ma c'è la caccia risponde, io non voglio, ma c'è voglio essere più signorello. Pronta? Dite signorina, Come state? Tutto a posto? voi siete quella dopo e l'altra sera, fuori, Come? fuori. Chi è zio Beppe? È una mascarzona, un mascarzone. Ah, questa è quella persona che vi dice le parolacce, una zio Beppe. grande tope, vi dice le parolacce. essa, essa una grande topa, essa è una Che grande significa, zio Beppe? Che significa? topa. Tofa, sì. Topa potesse essere una cosa più grande di una zoccola, un qua. Più grande. Più grande ancora di una zoccola, si chiama topa. Ah, ho capito. Sì. Ah, ma poi... Che la cosa pensava che faceva la vocella alle capesce, che Peppe di Camando diceva che arrivi in da io, sì, la papà poi è nato, c'è pazienza. Pronto?